In una società dove cresce oggi fortunatamente una maggiore sensibilità verso le problematiche ambientali e le persone, i consumatori, si orientano preferibilmente verso chi mostra di condividere questo sentire. Le imprese che possono vantare un riconoscimento ufficiale di un loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile hanno una marcia in più quando si presentano al mercato. Seguiteci. La Regione Veneto, nell'ambito del piano attuato per incentivare lo sviluppo sostenibile e pertanto soluzioni che favoriscano la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico e delle risorse naturali e l'economia circolare, ha promosso la terza edizione del premio Compraverde Veneto, iniziativa che vede la collaborazione anche della Confartigianato regionale. Così, dopo il successo ottenuto dalle aziende socie FAE di Due Ville e Golin Pallet di Brendola, che sono state tra le premiate nel 2019, la possibilità di vantare questo titolo significativo oggi si profila per altre aziende che dimostrino di aver adottato in modo sistematico criteri di sostenibilità ambientale nei propri processi organizzativi e gestionali e o di acquisto dai fornitori. Va detto infatti che il premio Compraverde Veneto è rivolto anche alle stazioni appaltanti. È proprio alla FAE, che si occupa di manutenzione e riparazione di impianti di sollevamento e gruppi antincendio, si è tenuta una delle tappe previste quest'anno per la presentazione del bando di partecipazione alle selezioni. Il bando prevede la volontà di valorizzare le imprese del nostro territorio e le stazioni appaltanti del territorio della Regione Veneto, che sappiamo sono impegnate sui temi della sostenibilità, attribuendo questo riconoscimento. È un premio che giunge nel 2020 alla sua terza edizione. Abbiamo già anche programmato per quest'anno la data di consegna dei premi, sarà a Venezia l'8 aprile. Il bando scade a fine febbraio. E quali sono le imprese che possono candidarsi? Allora, sulla falsariga delle precedenti edizioni vengono premiate le imprese di qualunque categoria, quindi anche le imprese artigiane, le imprese start-up, le imprese piccole e medio-grandi, perché ci sono le diverse sezioni delle diverse categorie a cui possono candidarsi. Le iniziative che noi premiamo sono quelle che dimostrino cosa ha anche inventato con la sua genialità, con la sua caratteristica l'impresa per ridurre la produzione di rifiuti, ridurre l'impatto energetico, ridurre il consumo delle materie prime, ovvero quali prodotti ha inventato in questa logica, quindi sia il processo che il prodotto che sia una concreta testimonianza di economia circolare in concreto, insomma. La candidatura al premio è dunque già indicativa di un orientamento e di una sensibilità verso lo sviluppo sostenibile. Ecco ad esempio l'esperienza della FAE. In fase di rinnovamento degli impianti della nostra azienda abbiamo pensato di prendere una nuova lavatrice per il lavaggio dei pezzi meccanici e quindi riducendo il consumo di energia e anche per lo smaltimento dei rifiuti per un minore impatto ambientale e meno consumo di acqua. Cosa significa per voi oggi poter contare su questo riconoscimento? Sappiamo che al giorno d'oggi si fa molta attenzione all'ambiente e quindi questo importante riconoscimento che abbiamo ottenuto dalla Regione Veneto può essere qualcosa in più per la nostra azienda, per eventuali futuri nostri clienti. Gli interessati dovranno presentare la documentazione prevista dal bando entro il prossimo 27 febbraio. Il settore ambiente e certificazione di Confartigianato Vicenza è a disposizione per ogni necessario supporto.